Eccoci qua, mister, la vedo sorridente, un 1-1 che tutto sommato penso che può andare bene a tutte e due le squadre. Sicuramente sì, noi sapevamo che il Portogallo è una delle squadre più attrezzate, arrivava da dei risultati importantissimi e ha dimostrato oggi di essere una grande squadra sia sull'aspetto atletico, tecnico, tattico, quindi la partita di oggi era interessante per noi prima di tutto perché volevamo vedere se dopo la sconfitta di domenica eravamo comunque riusciti a ritrovare un po' il nostro modo di giocare. E devo dire che dopo la partita di oggi abbiamo messo cuore ma anche un po' di qualità e quindi in questo caso insomma, siamo felici di arrivare comunque alla fine di questa partita, avendo comunque raccolto qualcosa contro una grande squadra. Ha pensato a una domenica storta dopo quella punizione, palla che non voleva andare dentro? Effettivamente l'ho vista proprio così, nel senso che in quell'occasione lì vedi che la palla non entra, pensi che non sia la giornata giusta, invece i caratteri dei miei ragazzi hanno dimostrato che volevano raggiungerlo, l'obiettivo l'hanno raggiunto, quello di portare a casa qualcosa. Sì, lei sta parlando con molta umiltà, però diciamo che siete solo 2 punti dietro Portogallo, una vittoria c'era il sorpasso. Insomma. Sicuramente sì, però noi siamo una squadra che deve lavorare con un concetto umile perché abbiamo dei giocatori che devono sentirsi sempre importanti ma allo stesso tempo anche motivati a lavorare ogni giorno di più, ogni ora di più perché devono essere sempre sentirsi umili per raggiungere un obiettivo e questo è un po' il nostro credo anche all'interno del nostro gruppo. Sì, oggi la giornata era perfetta, campo perfetto, bello. E il Treviso ha perso in casa che così non fugge il Portomansuè e ravviva il campionato. Traendo una conclusione da questa giornata? Ma devo dire che per noi interessava ritrovare un po' il nostro gruppo e di punti. Sono felice, tra virgolette, che Treviso abbia rimesso un po' questo campionato a livello così livellato, diciamo così, perché sono 2 squadre quelle effettivamente molto molto attrezzate. Però è anche bello avere ogni domenica la possibilità per tutti di raggiungere comunque un passo in avanti e vedere comunque una meta che può essere quello dei playoff, chi invece per il campionato, chi invece per raggiungere la competizione. Però dico che comunque è stata una domenica per voi positiva? Bella, per noi positiva, ma bella anche un po' per il campionato, perché se il Portomansuè avesse vinto sarebbe effettivamente andato. Bene, grazie mister. Grazie a voi.